Cambio della Guardia d'Agrigento nel segno dell'alta civiltà politica. Il neosindaco Michele Sodano si è ufficialmente insediato alla guida della città dei Templi con una cerimonia dall'altissimo valore civico. A caratterizzare il passaggio di consegna è stata una vera e propria lezione di stile. Il giovane primo cittadino ha tributato un pubblico e sincero apprezzamento al sindaco uscente Francesco Miccichè. Sodano ne ha lodato i modi paterni, generosi e fortemente collaborativi nel facilitare la transizione amministrativa, suscitando momenti di autentica e palpabile commozione sul volto del suo predecessore. Un passaggio di testimone intergenerazionale vissuto con la massima eleganza istituzionale. Subito dopo la proclamazione, il sindaco ha affidato ai social il suo primo messaggio alla comunità con un denso video di 11 minuti. Nel filmato, Sodano ha raccontato le forti emozioni del debutto e ha espresso profondo apprezzamento per il personale comunale a cui ha stretto la mano ufficio per ufficio, dicendosi pienamente conscio dei 1000 problemi che attendono la città. Evocando una figura di alto profilo, il sindaco ha ricordato a quanti lo hanno ascoltato nel corso del video Facebook un parallelismo ideale con la figura di Giuseppe Conte durante l'emergenza Covid, con la sua capacità di rassicurare quotidianamente i cittadini sull'impegno dello Stato nella lotta quotidiana al virus. Nel lungo filmato spazio anche all'azione sul campo. Sodano ha condiviso l'incontro con alcuni turisti all'interno del Teatro Pirandello, declinando subito la sua visione strategica basata su nuove formule di turismo esperienziale e culturale. Infine, il primo cittadino ha tracciato con chiarezza le linee operative su cui si muoverà l'amministrazione nei prossimi giorni per aggredire le prime urgenze. Ovviamente in questo primo periodo il nostro obiettivo è quello di fotografare la situazione iniziale del comune, comprendere esattamente cosa ci viene lasciato, da dove dobbiamo ricominciare, quali sono ovviamente tutti i problemi che si trascinano da tante amministrazioni, sicuramente problemi che non sono nati ultimamente. Però vi dico chiaramente, e per questo siamo disposti, soprattutto quando abbiamo la nostra giunta, a rimanere qui anche ogni giorno fino a tarda sera, dobbiamo fare in modo che questi problemi atavici vengano una volta per tutti gestiti. Mi riferisco chiaramente al problema dell'emergenza idrica dell'acqua, mi riferisco a quello delle nostre strade, mi riferisco alla mancanza dei servizi per persone con disabilità, alle opportunità che dobbiamo creare qui, e su questo domani ci sarà già una riunione di tutti i sindaci che compongono appunto l'ATO che si occupa della gestione dei rifiuti, che tra l'altro ho già sentito c'è una grande disponibilità a collaborare per il bene della nostra provincia, un momento fondamentale appunto per parlare e porre tutte quelle soluzioni fondamentali, soprattutto adesso con l'inizio della stagione estiva, per non creare nessun disservizio, ma anzi rendere efficiente quello che appunto è il nostro sistema della raccolta dei rifiuti. Quindi insomma oggi ecco, volevo fare una breve diretta per salutarvi, per ringraziarvi, per dirvi che accolgo con grande entusiasmo il fatto appunto di arrivare qui presto la mattina e uscire tardi la sera. Del resto è per questo che abbiamo voluto fornire agli agrigentini un'alternativa politica capace di risolvere i nostri problemi, capace, nonostante tutte le difficoltà che riscontriamo, di avere un sano ottimismo rispetto a quello che sarà il nostro futuro dei prossimi anni. Allora, grazie per l'attenzione, per chi ha seguito fino a qui. Naturalmente faremo una conferenza stampa probabilmente la prossima settimana, appunto per raccontare quello che stiamo fotografando, sigillare questa situazione qui e già mettere appunto nero su bianco quello che è il percorso per portare Agrigento fuori dalle emergenze e così cominciare a lavorare tutti insieme su una città che funziona, su una città all'altezza delle nostre aspettative. Un caro abbraccio e una buona serata a tutti. Agrigento
Avvia così una nuova stagione operativa forte di un clima di grande serenità istituzionale e di un contatto immediato con la cittadinanza.